Già 2 settimane fa abbiamo sentito che Bonardo la presentazione di un romanzo che tratta i problemi dell'immigrazione e della difficoltà che gli immigrati trovano per il loro inserimento nella nostra società. Alla presentazione di questo libro siamo ancora più interessati perché è scritto da un nostro compaesano che è sempre rimasto legato al paese e qui parente e compagno di gioventù di molti di noi più presenti. Non ho avuto modo di leggere il libro, ma dal titolo e dalla copertina si capisce che lo scopo di esso è quello di rievocare, di far rivivere, di far sì che non vengano dimenticate la cultura e le nostre tradizioni popolari. Ripeto, non ho letto il libro, ma quando lo leggerò sono sicuro che mi torneranno alla mente i detti, le preghiere, le canzoni e le fiabe che i nostri nonni e genitori ci raccontavano seduti davanti al caminetto o nell'uscio della casa. Dobbiamo dar merito a Pietro per l'originalità dell'iniziativa e del lavoro di ricerca che ha sicuramente fatto. Ora lascio la parola a Bruno, l'autore del libro, che ci illustreranno in particolare il suo contenuto e le sue finalità. Grazie a voi tutti per la presenza e a nome mio dell'amministrazione comunale, un grazie particolare all'Associazione Culturale Vivere Bonarca di aver organizzato questo appuntamento. Infine un grazie a Pietro che ha scelto il suo paese natale per fare vissuto la gioventù per la presentazione di questo libro che sicuramente rievocherà dei ricordi degli anziani, servirà per mantenere viva la cultura popolare marcadese nei nostri giovani, ai quali spetta poi il compito di tramandarla. Ok, grazie. Ringraziamo l'assessore Barracco per il saluto che ci ha portato l'amministrazione e direi che possiamo cominciare i lavori di questa serata. Vi ringrazio anch'io per la vostra presenza qui oggi a nome mio e di tutta l'associazione che rappresento, l'Associazione Culturale Vivere Bonarcado, che si è costituita da circa un anno, per portare avanti una serie di iniziative culturali qui a Bonarcado, non tanto in competizione o in alternativa a ciò che già fanno egregiamente le varie associazioni che da tempo svolgono le loro attività qui a Bonarcado, associazioni di tipo culturale, musicale, archeologico, che sotto vari profili tengono alto il nome di Bonarcado e nei vari settori si impegnano con notevole sforzo a portare avanti tutta una serie di iniziative e di attività che giustamente danno lustro al nostro paese. Quindi dicevo, noi non nasciamo in competizione alternativa con loro, anzi ci proponiamo di poter collaborare e di poter promuovere in futuro attività anche assieme, perché crediamo che a Bonarcado serva comunque che ci sia un lavoro comune da parte di tutti per far sì che la cultura cresca, che si mantengano vive le nostre tradizioni e il lavoro che oggi ci presenterà Pietro è proprio uno di questi. Dicevo, ci prefiggiamo l'obiettivo anche ambizioso di dare un qualcosa di più che forse magari è mancato, ma ripeto non vuole essere in nessun modo competitivo con le altre associazioni. Non sto a presentare quelle che sono le attività che penso si porteranno avanti di qui in avanti. Devo dire che abbiamo una serie di idee, di proposte che stiamo sviluppando e che però magari in un'occasione specifica presenteremo. Faremo anche in modo che queste proposte possano essere condivise ed arricchite anche da parte di coloro che pur non facendo parte dell'associazione ma vogliono in qualche modo contribuire e collaborare, perché ripeto il nostro spirito è quello di voler collaborare con tutti, associazioni di ogni genere, anche liberi cittadini che comunque non sono in nessun modo, non fanno parte di alcun tipo di associazione. Dicevo, come associazione vorremmo far sì che, e questo dicevo il libro di Pietro di oggi in qualche modo potrebbe essere uno degli spunti che ci vorrebbe contraddistinguere, che
si contribuisse anche alla salvaguardia di una certa parte della nostra cultura. Pietro, con il suo libro, che è frutto di un lavoro di oltre 30 anni, suppongo, quindi una ricerca che lui ha fatto minuziosamente, con molta pazienza e soprattutto con molto impegno, perché si è dedicato alla raccolta di diciamo, testimonianze orali, testimonianze scritte, è stato negli archivi, ha girato molto e ha lavorato tanto per mettere assieme tutto questo materiale, ed ora ci presenterà questo libro che, diciamo, è un primo passo, è un'opera prima. Sì, è un'opera prima. Per Pietro è l'opera prima e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Io probabilmente non sono neanche la persona più indicata per presentare Pietro, perché non lo conosco molto bene, lo conosco da poco più di una settimana, però in questa settimana qui abbiamo avuto modo di scambiarci opinioni, di confrontarci, di discutere insomma su quello che è stato il suo lavoro e su quelle che sono anche più o meno le nostre idee. Credo che insomma abbiamo trovato una persona con cui veramente si può lavorare e si potrà lavorare in futuro molto bene, perché Pietro sta partendo, lui ha sta partendo anche infatti domani, ecco, il motivo della nostra serata qui, e non ce ne vogliano diciamo, i rappresentanti del coro Monacato, che più tardi insomma avranno la loro manifestazione. Non ci siamo voluti inserire a tutti i costi ora, ma è solamente diciamo, dovuto al fatto, questo momento di oggi, dovuto al fatto che Pietro è qui da una settimana, la scorsa settimana per ovvie ragioni non si poteva fare, è qui da una settimana e domani praticamente ripartirà, quindi insomma abbiamo cercato in qualche modo di trovare, comunque ritagliarci un piccolo spazio senza voler, ripeto, rubare diciamo, quella che è la scena importante della serata al coro Monacato, e quindi diciamo che trascorreremo assieme un'oretta più o meno, nella quale Pietro ci allieterà leggendo passi e brani del suo libro. Prima ancora che Pietro intervenga ci farà ascoltare una serie di testimonianze orali che lui ha raccolto nel tempo da conoscenti, signore anziane, alcune che non ci sono più, altre che sono ancora qui tra noi, e quindi diciamo comincia a mettere assieme un po' di materiale che poi in qualche modo deve essere strutturato, organizzato per poter diventare eventualmente anche un qualcosa, anche una raccolta più vasta e articolata. Vorrei solamente dire una cosa a proposito di queste testimonianze. Sarebbe bello se, visto che fino ad ora Monarcado ha avuto una serie di pubblicazioni, di volumi sul paese, raccolte fotografiche, testi specifici, archeologici, però quello che manca probabilmente è, visto che le tecnologie in qualche modo già, perlomeno da 30-35 anni a questa parte già lo consentivano, sarebbe bello che si riuscisse a mettere assieme una raccolta anche di testimonianze video e registrazioni audio, per poter poi eventualmente diciamo comporre tutto un mosaico storico che probabilmente ci manca. Lo dico perché credo che potrà essere diciamo, un lavoro che farà piacere a molte persone, a rivedere, anche se non parliamo di persone o di fatti, di luoghi di 40-50 anni fa, ma anche solo di 30 o di 20, credo che poter rivedere quei momenti, quelle persone potrà far piacere tutti noi. Quindi l'invito è che chi ha di questo materiale, quindi registrazioni audio o video, insomma in qualche modo si faccia avanti, ecco, e provvederemo in qualche modo a trasferirlo in formato digitale e a rielaborarlo in maniera tale poi da poterlo eventualmente condividere successivamente. Credo che possa restare così, anche sì, giustamente prima che prenda la parola Pietro facciamo partire le testimonianze, anzi partire prima una poesia di André che penso ci stia bene in questo momento.
vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo, sembra che ti guardano come l'occhio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma del leone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correre dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. E infatti mamma veniva a Saonno, la pattinava così a sul mare, e quando veniva a Mazzara, studiava su uno, mamma non veniva nulla che veniva con un figlio di altri a Mazzara. Poi tra l'altro veniva a Saonno.
e sempre dominato per cambio. E grazie a Dio che andavo bene. Ma se no, la sono di suonare di andare a un il paniccio e si deve tirare perché la porta pure. Ma questo è come è su a cui ti devi pagare? c'è la migliore Io sono la seccata, una mesa che era tanti diavoli che erano giudici non si può giudici per 6 anni, per esempio di nuovo, ma non è andata per fare, perché sto parlando giuri, allora è andata a consumire il rosso di malato, dalla scortissima. Cioè il rosso di malato non lo scortissimo. Vai di camare, il cazzale va mente non è andato. Chi scusi dal primi e il franzese di altri. Siamo pubblica e uno è il primo essere, che è il carica del valore. Col primo che si tocca. Se no non si va di storia, parlando di dentro, non vi vede il campo del altro. Parte di storia, ma la pubblica sulla come se si Salacca, come si dice la Salacca. Certa conta si dice in testa sul piazza criminale, senza nessuna protezione. Meglio andare a stare, meglio andare a piedi, mamma via tutto che due dubbi per stare andare, due dubbi la mamma questo mi dice, lascio sul malato, se rosso sul malato, non lo so come, ma di camminare, scaldare, non si può ricordare. E che fa sulla e il trasferismo la volta che la va a puntare il campo di loro e che andavamo a componente che era ecco più veramente Dio proprio Dio quando poi è sempre riuscito la volta usata bene che mi sono alla schiena e mi sono piaciuto per quello che si usava sulla notte, la roba e si spiegava di San Gallo, cominciando a San Gallo del Primo, il San Gallo del Primo, e il San Gallo del Primo, l'uso il punto, l'uso il no e a noi. Poi, sul primo, come si sono le sue che si usavano, accantovato o uso non uso, ho portato due salponi in nera che hanno fatto il uso, nascere come si dice, che hanno fatto gli studi di scuola, avanti. Possiamo iniziare, scusate la qualità dell'audio, ovviamente non era delle migliori, ma appunto come vi dicevo è stata in qualche modo queste registrazioni sono state realizzate con mezzi di fortuna di circa 30 anni fa, già averceli allora era insomma, un grosso privilegio. Ovviamente per fare un lavoro di un certo tipo bisognerebbe intervenire con un'attrezzatura anche di un certo tipo importante, che però non è escluso che un domani non si riesca neanche a fare questo, ecco. Sarebbe stato forse più utile e pratico anche magari riportare a video il testo di quanto è stato detto per una maggior comprensione.
comprensione, ma anche questo potrà essere tutto un lavoro di arricchimento che potremo fare in seguito. Cedo volentieri la parola a Pietro, che così vi potrà intrattenere. Grazie. Buonasera a tutti, Marco Ripetico. Buonasera. Allora, l'idea di fare questo libro è partita da lontano. Intanto voglio ringraziare sia l'associazione Vivere con Alcaro che l'assessore che hanno speso parole simpatiche nei miei confronti. Adesso questo libro nasce da molto lontano, ma va visto subito che è pieno di imperfezioni e di cose che possono essere migliorate o di cose che mi sono state raccontate che non corrispondono esattamente a varie interpretazioni. E questo libro è nato soprattutto come gesto di affetto verso coloro che in qualche modo l'hanno dato per le mie interviste, per i miei motivi di studio, e che mi sembra giusto restituire, perché credo che questi lavori possono essere gratificanti personalmente, ma se non rientrano, fanno parte della collettività, sono morti, e che quindi non hanno proprio la ragione di esistere. Ora, tante di queste cose qua, in questo libro, si trovano dappertutto, in tutta la Sardegna. Ci hanno pensato altri raccoglitori prima di me che erano molto più bravi, basta rileggersi Grazia Deledda, eccetera. Però la cosa importante era farla qua nel paese, vedere che memoria c'era, le persone che sapevano queste canzoni, che sapevano quasi mai del luogo, ma erano importanti, ma che poi diventavano trasformate, diventavano nuove canzoni con un'autonomia propria. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro ero studente e come tanti altri ragazzi guardare il sardo non fu la cosa così importante, non era la cosa più importante, anzi quello che era la musica, le nostre tradizioni erano lasciate soprappasse da altre che allora andavano per la maggiore. Allora c'erano i canti rock, c'erano i Beatles, c'erano i Rolling Stone, eccetera eccetera. Il problema è che poi andando fuori, andando come si dice in continente, sbuca fuori le proprie radici in una maniera dirompente. Io a volte questo lo racconto molto spesso. Cercavamo lavoro, eravamo studenti, io e il mio amico Antonio Maroni, e telefoniamo. E il primo che ci risponde ci dice: voi che cosa cercate? Noi cerchiamo lavoro, adesso non mi ricordo, era lavapiatti, qualche cosa. Ha sentito l'accento sardo, tac, attaccavo sul telefono. E io la prima volta che sentivo bandito, ecco cosa mi ha detto, bandito, e stavo un tutt'uno a riprendere la telefonata e avere la traduzione, cominciando da Bisde a tutti gli altri e tradotti in italiano. E quindi mi sono accorto che io non è che stimavo in italiano, diciamo. E questa cosa qua mi è andata avanti anche in qualche esame universitario, io senza accorgermi, anziché dire allora dicevo Sara, il professore mi ha detto: ma che cos'è questa parola? È italiano antico? Io sì, è italiano antico. Quindi la cosa è andata avanti così. Ho avuto la fortuna di incontrare dei professori che avevano fatto delle ricerche veramente importanti, come Diego Carpitella, Lombardo Satriano, Alberto Maria Cinese, e soprattutto loro dicevano questo: voi avete un tesoro nella vostra lingua, nella vostra cultura, nella musica, nei modi che avete di fare, eccetera, e non sapete valorizzare. E tant'è vero che il professore Carpitella, che è uno dei maggiori studiosi della Taranta, ha iniziato in sardo si narra sarza, e quindi tutte le varie forme che si venivano a creare. Però ripeto, il motivo per cui io ho provato a scrivere questo libro, che mi sembrava fosse interessante per la nostra cultura, con tutti i limiti che ci sono, perché ci sono delle parole che non sono esatte, o chi me le ha raccontate
aveva una sua versione, aveva un suo modo di dire o di fare, e questo fatto qua comunque per me è stato importante perché è stato un arricchimento anche umano, cioè conoscere le persone. La stragrande maggioranza delle persone che ormai non ci sono più, che dicono Azzorocroso, tutto Azzorocroso, però gli si brillavano gli occhi quando parlavano di queste cose, perché erano cose che riportavano alla loro infanzia, al loro modo di vivere, eccetera, eccetera. Quindi io ringrazio loro che mi hanno dato la possibilità di presentare, ringrazio soprattutto voi che siete venuti, perché il racconto che scorre di questo libro è sulla nostra realtà. Noi siamo una zona, Montiferru, una zona di passaggio, e abbiamo assorbito tutte le nostre parlate, le strutture verbali, i modi di dire di diverse realtà, campidanese, logudorese, eccetera, eccetera. Grazie, Gabriele. E quindi è stato, non volutamente, non è stato un libro dove si parla di lingua, questo perché sarebbe un discorso troppo lungo, potrebbe diventare un discorso per specialisti. Però io l'ho fatto, dico, questa è una testimonianza che io ho, è bene che rimanga. Speriamo che ci sia qualcuno che la faccia meglio, che la possa, come si dice, aggiornare, criticare, dire si può fare in un altro modo. È sempre una cosa che va bene, cioè tutto quello che è ricerca, che è storia della nostra identità va bene. Io so che ci stanno tante attività qua dai cori alle altre associazioni, eccetera. E quindi io seguo, anche se da lontano seguo tutto quello che viene pubblicato su Bonardo, eccetera, perché credo questo: se uno non cerca di conoscere le proprie radici, poi può criticare come dire, ma se non conosce le proprie radici diventa difficile progettare anche per il futuro, e questo io credo che sia la cosa che spinge a fare questo tipo di ricerche. D'altra parte, come la stragrande maggioranza di voi, io ero ignorante sulla storia e la vita del comune, e devo ringraziare anche questo tipo di lavoro che mi ha permesso di iniziarne degli altri. Poi magari ne parleremo, se possibile, un'altra volta. Però questo è stato una spinta a dire che cosa so io del mio paese, come è stato governato, qual è stata la struttura, qual era la situazione economica, qual era la situazione sanitaria, qual era la situazione religiosa, eccetera, eccetera. Quindi è perché significa fare un po' i conti anche con il proprio passato, a volte è bello, a volte non bello, però è una cosa importante. Una cosa mi ha colpito comunque di tutta questa ricerca che io ho fatto, che è l'ironia. Noi siamo un paese che crede determinati valori, ma c'è anche la capacità di prendersi in giro da solo, e quindi insieme a argomenti forti abbiamo anche la capacità di sorridere o di prendere in giro e prendersi in giro. La cosa che risulta chiara è che questa cultura orale è prevalentemente femminile, passa e la cultura maschile avviene di trasmissione orale e più sulle poesie, sui modi di dire, sul fare, però la cultura è prevalentemente femminile. Era una società anche agropastorale, in cui le donne, oltre che lavorare in campagna, filavano, tessevano, facevano il pane, eccetera, e allevavano i bambini. E la storia di queste prime, io ho suddiviso per argomenti, e praticamente nei campi si vede l'evoluzione anche stesso dell'infanzia. Se voi pensate come iniziavano, le canzoni con lineari di Pio sono la maggior parte di quelle che intervistate, e che quindi significava magari avere la culla che si muoveva con il piede e mentre si filava si tesseva, oppure erano più avanti il rapporto proprio fisico, perché cantare il Dorotù significava tenerlo sulle braccia, sulle ginocchia e ballare, fare manulecca era un contatto fisico, quindi accompagnava quasi tutta la crescita d'infanzia questo tipo di rapporto. Un'altra cosa che salta fuori è che molto spesso le canzoni venivano passate tramite fogli, tramite cantadores, Deltina de Saliguera, Deltina de Grandiato Zasso, e poi venivano imparate a memoria. Ecco la cosa importante, la memoria. E tramandandole però molto spesso le parole cambiavano,
non acquistavano più significato, o a volte si incontravano due canzoni che venivano mischiate, e quindi questa comunque in ogni caso è una testimonianza di racconti popolari. L'altra cosa che poi risultava erano le cosiddette guaritrici, chi era capace di Valsammerina solo, chi a Sabroschelle Covere, eccetera eccetera, chi riusciva a rimettere a posto il braccio. Quelle erano considerate persone quasi sciamani, che comunque, non essendoci magari il medico condotto tutti i giorni, facevano in modo che usavano rituali accettati dalla collettività, e che quindi questo fatto in qualche modo le poneva come persone capaci di sanare determinate situazioni. Un'altra cosa che accompagna la tradizione orale è il canto. Il canto qua, proprio come zona di passaggio, noi ce l'abbiamo, mentre alcuni paesi sviluppano dei canti monodici, cioè di un tipo e basta. Noi abbiamo il canto sacro, il canto soprafano, il canto solista, il canto in coro religioso. Abbiamo saputo assorbire tutte, diciamo, le manifestazioni che aveva. Non si è sviluppata una cosa autonoma. L'unica cosa autonoma che io credo fondamentale invece si è sviluppata è il parlare in rima. Adesso quasi tutti l'hanno perso, ma se le persone anziane senti fare una frase, ti trovano quasi sempre la rima. Per cui la cosa più normale, che quasi tutti o meno voi sapete, una parola che finisce in etu, crevevo, la risposta è qual è? Campana, manna, cappella, sapitica, collana, che sono non sono, diciamo, dei buoni auguri, no, ma sono talmente forti che sono il nostro modo di parlare. Un'altra cosa che io vi devo segnare, cominciando a diventare pezzo, non è che mi lamento dopo. L'altra cosa che ancora è interessante, in questo percorso di vita che praticamente accompagna noi, le persone che io ho intervistate, qualcheduna abbiamo fatto sentire solamente qualcuna di queste qua, altre sono stati dei contatti per cui abbiamo parlato magari per ore, o qualcheduno con cui ho incontrato, Sinara Biasi che non Sinara in quest'altra maniera, e quindi però per me è stato, lo ripeto, un arricchimento umano e culturale sotto questo punto di vista. Le cose che venivano dette poi successivamente nei canti, abbiamo le canzoni che erano quelle che si rifacevano ai poeti maggiori, Melchiorre Mureno, Andreu, Diego Mera, eccetera eccetera. Magari a volte se ne conosceva una frase sola. Chi pensa alla canzone Soffiago del Cosa, se si sa un ritornello, quando stavi troppo al bagno si cantava un pezzetto di questa canzone, quindi acquista un'autonomia sua propria, a prescindere dalla canzone. Oppure quando qualcuno ti dice no, questa canzone non era vorresti una canzone mala, era la canzone colore, insomma, che non è per noi, che non è per educati, però per loro era una canzone mala, e quindi però era una canzone bella, insomma, perché la capacità di saper parlare e gestire il clima. Un'altra cosa e quindi su questi canti ci sono delle canzoni che quando le hanno raccontate sono talmente musicali che alcune sono state imparate a memoria, alcune addirittura io le ho trovate in una pubblicazione che ha fatto il maestro Salvi di Santo Lusurgio, ma che qua a Bonarcado esistevano in tutte e due le versioni, perché proprio qualche giorno fa un mio amico mi ha fatto sentire uno che cantava e che cantava la versione di Santo Lusurgio, ma era di Bonarcado, la versione che lui dice è di Santo Lusurgio, ma a Bonarcado c'era che è Due di Barca di Mare, non so se voi la conosciate o meno, ma è carina perché è molto musicale, e quindi questa canzone qua c'ha due versioni e ha una capacità, secondo me, musicale che è interessante. Un'altra canzone che questo devo ricordare perché la prima intervistatrice è stata mia nonna, si chiama Mariangela,
E allora gli ho detto: nonna, ma adesso ti faccio sentire come ti registro. La prima cosa che mi ha detto: questa è roba del suo demonio, non ti chiaro intendere. E quindi l'ho registrata, ha sentito la prima volta, si è spaventata. Tutto quanto quello che era fuori dalla normalità, roba del suo demonio. E la prima, e mi dispiace perché io questa, purtroppo, nella mia leggerezza, questa cassetta l'ho prestata una volta per una trasmissione televisiva, per una trasmissione radiofonica che facevano a Roma, che era Sardegna emigrata, e poi non l'ho più vista. E quindi alcune canzoni io sono riuscito a recuperarle perché mi ricordavo qualche pezzetto me l'ha ricordato sia Regina, qualche altra signora, qualche altra persona che ho avuto. E c'erano canzoni che sono di come si può dire, di tensioni di vita da vivere e di raccomandazioni. Questa canzone Savai si trova nelle parti l'unica che io ho trovato nelle parti del Monteferro, a Scano, un po' cambiata, ma molto bella. Dico qualche frase perché me la ricordo a memoria. Simone Simentamia da casa fa che buono. Fagare già non è un termine nostro, no? Simone Simentamia da casa fa che buono. Mai vivesse spadrono in luogo forestieri. Omine vassizeria l'omono ma bites, cosa curata non bites, né cosa vorresti. Si ti preguntano in voi sempre nara a guardare. Si dichiara si spaziate onestamente, in un'ora conveniente che non può estendere danno. Non tribagli su inganno né intorno ai danzetti, non tribagli su un ferino né tanto frequentato. Si ti intoppa di imbriaco sempre cambia cammino, si anda a sapere il vino della spiantatura, una mamma e una minore, non tratti su un signore se ne prendisi le mani, chi è Don Isidoro? Allora, quello che abbiamo detto, non c'è che non ce n'è un altro non tratti sul signore se ne prendi se ne manco a mancare parte santo un giorno di Cherira si su compagno Usaira due duri inquieto si senza mettersi in suletto sempre che roccanica prima non senza smaigarigno e una strasulera lascia che desandare con una spistizzonera eccetera eccetera. Quindi sono decaloghi di vita insomma che vengono raccontati eccetera. E poi c'è un'altra cosa che a me piace ricordare. Nel comparatico di San Giovanni, adesso erano tutti rituali che cambiando le società economiche, eccetera, eccetera, cambiano anche questi riti, chiaramente vanno a morire, però quasi tutti, almeno quelli della mia età, un po' se lo ricordano, che la sera precedente a San Giovanni si va su Foghiloni in Sagarrela e quindi là si stabilivano rapporti di comparatico, che erano rapporti di solidarietà, erano rapporti di amicizia, erano rapporti in cui si cimentavano la sussidiarietà e il fatto di sentirmi compare e comare dei Santuianni. Allora sembrava che era una cosa molto ma molto importante, tant'è vero che interviene la Chiesa. La Chiesa non è d'accordo con questa storia del comparatico, perché che cosa dice? Compari o padrini e cose possono essere fatte solo tramite il battesimo, ma questo era un rituale che già esisteva negli antichi romani. Di Bullo ne parla già nelle sue opere, dove dice che il pastore il 24 di aprile era solito fare dei fuochi e versare dell'acqua sulla Dea Pala, sulla statua della Dea Pale, e poi purificare gli animali e i pastori con i salti nel fuoco. Quindi questa era una purificazione. E in tanti di questi riti la Chiesa si è sovrapposta con, chiaramente dando un'interpretazione cristiana su questi riti. E la sera di San Giovanni, quindi si diventava compare di San Giovanni per tutta la vita. Oggi magari il compare di Santuianni è così, è un rapporto un po' più leggero. Ma allora significava soprattutto essere vicini, darsi una mano, tornare da Torronata, tornare a fare un preghiere e su quello poi si innestano tutta una serie di
di atteggiamenti che in qualche modo facevano vivere la comunità. E questo, il saluto, diciamo, la formula del giuramento era semplice, una molto più lunga, per cui ricordate che se compare con mare di giuramento di San Giovanni, adesso non ve la sto a leggere per non andare, però la cosa più semplice era a volevo santo Gianni Dio, santo Gianni amore, volevo un frore, quello era dandosi il mignolo, significava aver stabilito il Stato. E su quello c'è un elemento cristiano che si sovrappone, perché diciamo, al rito del saltare il fuoco eccetera si aggiungevano magari i fogli di alloro o di altri fiori benedetti durante il giorno del Corpus Domini dell'anno precedente. Quindi è tutta una, tramite questi racconti che esistono da tutte le parti, questa cosa qua esisteva anche in Sicilia. In Sicilia avevano un altro modo: le donne si toglievano un capello, lo legavano fra di loro e lo buttavano al vento, e quello era il simbolo del giuramento che dicontavano compari e romani. E l'altra cosa importante era la raccolta delle erbe. Quindi la notte di San Giovanni le erbe avevano un potere, secondo la tradizione, un potere abbastanza miracoloso, per cui si preparavano le erbe dei profumi, le erbe che dovevano in qualche modo aiutare poi durante tutto l'anno nelle varie occasioni di difficoltà che si venivano a creare. Un'altra cosa che voglio dire, quando ti distrai non era in mio, devo venire. C'è un'altra cosa che riguarda l'importanza della Chiesa e il parlare l'importanza della Chiesa. Noi abbiamo avuto una cultura, una cultura cristiana, religiosa, che era frutto anche di storie e di culture di grossi possedimenti del nostro paese, che poi è andato man mano perdendo, eccetera. Questo fatto qua, da una parte, ha portato ad avere una grossa religiosità, nello stesso tempo però ha portato anche a saper ironizzare anche su questa. Comunque, la cultura della Chiesa in Sardegna, ma nel nostro paese in particolare, è stata una cultura dominante, soprattutto perché ha capito come poteva arrivare alle persone e come? Con la lingua. E allora voi trovate che già nel 1800 e successivamente trovate il catechismo in sardo, le preghiere in sardo, le rappresentazioni in sardo, e possibilmente in ottave e in rima, perché è facile da memorizzare. E tanti poeti che erano dialettali eccetera hanno capito questo e hanno imparato proprio sentendo anche gli inni e le rime sacre, perché poi il canto associato alla rima era ancora più semplice. Molti popoli hanno sempre detto che il canto è l'espressione con cui ci si mette in contatto con la divinità, perché non ha bisogno di parole, ha bisogno solo di armonie, ha bisogno di note che ti mettono in contatto con il divino. E quindi saper dire queste canzoni in rima eccetera, addirittura adesso non ricordo bene il nome, addirittura le tonalità della musica, a volte fatte in coro eccetera, dovevano predisporre l'animo alla commozione. E questo succede, che chi sente ad esempio in chiesa alcune canzoni a 3, 4, 5 voci diventa da sussurro, perché toccano certe corde proprio a livello di sentimento. E quindi questa è una cosa importante che la Chiesa ha fatto come discorso, diciamo, che ha saputo interpretare come arrivare alla popolazione, usando la lingua in sardo. Più avanti, addirittura il Bocino, il ministro, non non il viceré che si portava il boi appresso appena via Pilolongo, è brava, questo è bandinante, tocca da cucire, non quello, un altro che ha provato a fare la riforma universitaria, chiamava i preti, dice: voi dovete essere il tramite dei discorsi che noi stiamo facendo per riformare la Sardegna e tutto quanto il resto. Gli stessi raccoglitori
Canonico Spano sente come si chiama? Porro. I primi che hanno fatto i vocabolari sono tutti preti, e i preti sono riusciti, anche molti dei proverbi provengono direttamente dalla Bibbia. Quando qualcuno sta parecchio fuori, che si dice? È un proverbio.